Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, andiamo a vedere come hanno performato le principali borse europee nella giornata di oggi, mercoledì 29 luglio. Borse europee che hanno chiuso la seduta all'insegna della prudenza, con indici generalmente poco mossi o comunque in lieve calo. Gli investitori sicuramente hanno mantenuto un atteggiamento cauto in attesa della decisione di oggi della Federal Reserve sui tassi di interesse e delle indicazioni sul futuro della politica monetaria americana. Influenzare il sentiment degli investitori sicuramente ha influenzato però anche la persistente tensione geopolitica in Medio Oriente che ha sostenuto il prezzo del petrolio. Ma andiamo a vedere Piazza Affari più nel particolare. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato leggermente in rosso, come potete vedere, mostrando comunque una buona tenuta rispetto agli altri listini europei. A sostenere l'indice sono stati soprattutto Eni, favorita dal balzo del petrolio, comunque da una trimestrale accolta positivamente, e anche Nexi in deciso rialzo dopo i risultati superiori delle attese. Sul fronte opposto, quindi tra i titoli più venduti, invece hanno continuato a soffrire i titoli tecnologici, tra cui STM, ancora sotto pressione. Passiamo ora al mercato delle materie prime. Il petrolio, come dicevamo, ha proseguito il recupero sostenuto dalle tensioni geopolitiche, dei timori di possibili ripercussioni sull'offerta mondiale del greggio. L'oro, bene rifugio per eccellenza, si è mantenuto sui livelli elevati, beneficiando della domanda di attività considerata comunque tra le più sicure al momento. Sul mercato valutario l'euro si è mosso con poche variazioni nei confronti del dollaro, in attesa appunto, come dicevamo poc'anzi, delle indicazioni che arriveranno dalla Federal Reserve, quindi da Walsh, e delle prospettive sui futuri differenziali di tassi di interesse tra Stati Uniti ed Eurozona. Concludiamo andando a vedere come è andato il mercato obbligazionario. Lo spread, quindi differenziale tra BTP e Bund, è rimasto sotto controllo, confermandosi sui livelli comunque intorno agli 81 punti base, mentre il rendimento del BTP decennale si è attestato poco sotto il 4%. Questo è un segnale che gli investitori continuano a mostrare fiducia sul debito italiano, pur in un contesto di maggiore cautela sui mercati. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.